sindaco di Agrigento, in vista dell'imminente apertura delle scuole, quali sono le iniziative che lei come sindaco, primo cittadino, intraprendere per la sicurezza degli studenti e degli alunni? Sì, sicuramente il primo obiettivo è quello di vigilare e di verificare il trasporto degli alunni nei vari istituti scolastici, quindi all'interno delle scuole un accordo, una collaborazione con i dirigenti scolastici che devo dire sono stati sempre attenti e lo saranno sempre perché sono ben organizzati. Una novità che io quest'anno voglio portare per ancora migliorare la prevenzione è una sanificazione periodica degli istituti scolastici a prescindere dalla presenza di positivi o meno. Questo è un impegno che mi prendo sin da adesso, in modo tale che quasi settimanalmente riesca io a sanificare tutti gli istituti scolastici. Sindaco, abbiamo visto che siete stati impegnati anche come amministrazione in collaborazione con l'ASPA ad effettuare le vaccinazioni all'interno delle scuole a Porta di Ponte, ecco, addirittura ieri alle donne in stato di gravidanza. Una sua valutazione anche come medico che fa? Sì, Agrigento è considerata una delle città più virtuose per quanto riguarda la percentuale di vaccinazioni in Sicilia, però da medico devo dire la verità che non sono ancora contento, voglio numeri molto più alti e quindi già avevo detto altrove, lo ripeto anche adesso, abbiamo portato le vaccinazioni quasi a casa dei cittadini, cioè organizzando le sedute di vaccinazione proprio negli istituti scolastici che hanno dato la disponibilità di impegnare dei locali. Quindi, seconda tappa è stata l'apertura dell'hub vaccinale a Porta di Ponte, in via Aldomoro, proprio per far sì che durante la giornata, perché l'hub vaccinale è aperto dalle 10 del mattino fino alle 23 della sera, quindi chiunque può andarsi a vaccinare, ma anche ragazzi che la sera, specialmente del venerdì, del sabato e della domenica, frequentano la movida argentina. È uno stimolo in più, cerco di portare la vaccinazione quindi a tutti, alla portata di tutti. Speriamo che i numeri aumenteranno, perché penso da medico che l'unico modo per sconfiggere questa pandemia e per essere veramente liberi è la vaccinazione.